Ecco i volontari della Mummy and Daddy Onlus che sono tornati d'urgenza qui in Italia. Che cosa è successo in India? In India è improvvisamente esplosa la problematica del coronavirus. Siamo stati avvisati che nella città di Hyderabad, presso l'aeroporto, sono stati identificati 2 casi. Il giorno prima a Delhi è stato fermato un gruppo di turisti italiani, alcuni dell'Odigiano, quindi questo ha creato un grande allarme e questi sono stati messi in quarantena e quindi si è creato il rischio che chiudessero la possibilità di uscire al nostro gruppo di volontari, quindi il Presidente ci ha dato l'ordine in gran fretta di mollare tutto, di fare i bagagli e di partire. Quindi siamo venuti con un paio di giorni d'anticipo, abbiamo dovuto lasciare lì i bambini così con l'amaro in bocca, avevamo da fare ultimi lavori, ma insomma, cioè, di gran fretta insomma, ci siamo mossi e il rischio era anche quello poi con quello che sta succedendo negli Emirati Arabi, in cui stanno un po' chiudendo anche lì le frontiere, era che rimanessimo bloccati anche in quell'occasione lì. Per quanto riguarda invece le vostre famiglie a casa, erano preoccupate? Qual è la situazione? Beh, io per sicurezza non li ho mai chiamati, quindi un po' di preoccupazione c'era, però io ero serena. Ecco, nonostante questo momento d'urgenza e questi problemi, l'esperienza è stata, penso, indimenticabile. Sì, molto. Non sarei tornata, sinceramente. Lì non vivevamo l'ansia che probabilmente c'è qua e quindi si stava molto bene. Praticamente io era da lunedì scorso che tenevo monitorata la situazione, avevo un po' il magone perché mi sembrava impossibile che l'India rimanesse fuori da tutta questa cosa. Poi non volevo rovinare la loro permanenza, non volevo fare la parte di quella che precipita, però l'altro giorno, anche grazie a una mia amica che sapeva e che lavora all'interno delle compagnie aeree nei viaggi, sono stata avvisata che c'era il rischio che rimanessero isolati in India e come sapete rimanere in India durante un'epidemia non è il massimo. Allora sia perché tutti hanno una professione da seguire a casa sia anche e soprattutto per una questione di salute ho ritenuto di farli rientrare pur con 24 ore di anticipo perché ormai gli aerei erano quelli, ma da presidente di un'associazione mi sono sentita nel dovere di far prevalere il senso di responsabilità.